Buona serata a tutti dall'ippodromo del Savio. Cominciamo la serata col premio 65esimo International Dog Show Ravenna. Sono cavalli di 2 anni. 5 al via dopo il ritiro del numero 4, questo lo schieramento. 1 Eleanor Surf, Marco Stefani, 2 Elton Pride Gar, Lorenzo Baldi, 3 K del Ronco, Carmine Piscoglio, 5 Eiolo. Vittorio Viti, 6 Ecate SL, Andrea Vitagliano. Un po' discosto Eiolo. C'è l'errore da parte di EK del Ronco. Veloce Elton Pride Gar con Lorenzo Baldi, prende subito il comando davanti a Eleanor Surf, poi si accoda terzo Ecate SL, segue a distanza Eiolo su EK del Ronco Falloso. C'è l'errore sulla curva da parte della debuttante Eleanor Surf, numero 1 Eleanor Surf, che viene anche squalificata. Quindi al comando Elton Pride Gar, a una decina di metri segue Andrea Vitagliano con Ecate SL, poi a distanza Eiolo e EK del Ronco. Arriviamo ai 400 metri in 32,6 con in vantaggio sempre Elton Pride Gar, ricordiamolo, già vincitore al debutto proprio qua a Cesena, questo figlio di Wishing Stone, che ora arriva ai 600 metri in 47 scarsi. Siamo al passaggio davanti alle tribune con in vantaggio sempre Elton Pride Gar, cerca di riavvicinarsi Ecate SL, tanto primo giro che avvia in 1,4 e 2, a distanza Eiolo con in schiena EK del Ronco, ricordiamolo Falloso al via. Sembra nettamente padrone della situazione l'allievo di Lorenzo Baldi, che arriva al chilometro in 1,20 e mezzo. Lo segue Ecate SL, la femmina di Andrea Vitagliano, mentre a distanza Eiolo e K del Ronco. Posizioni ormai sgranate con Elton Pride Gar sempre in vantaggio su Ecate SL. Poi la lotta per il terzo posto a distanza tra Eiolo e K del Ronco. Ultima curva con l'allieva di Andrea Vitagliano che si è avvicinata al battistrada. E entriamo in retta d'arrivo con Elton Pride Gar che cerca di sfuggire alla femmina, che però si avvicina, ma Elton Pride Gar riparte e viene a vincere molto bene in 2,6 scarso. Secondo posto per Ecate SL, mentre EK del Ronco coglie il terzo posto davanti a Eiolo. Media di 1,17 per Elton Pride Gar, un figlio di Wishing Stone, 2 corse, 2 vittorie. Lorenzo Baldi alla guida al training per la scuderia Comiantale. Viene a vincere molto bene da favorito netto alla prima di Cesena.